Premetto, io non ce l'ho con l'Inter, non ce l'ho con gli interisti, io ce l'ho con il sistema calcio, perché secondo il mio modo di vedere le cose, e in questo momento non sta parlando il tifoso del Napoli, parla una persona amante del calcio, c'è bisogno di qualcuno che controlli questi movimenti, perché non è possibile che determinate società, determinate persone abbiano questa libertà di fare senza che qualcuno controlli. Perché ragazzi, cioè, quello che abbiamo, quello a cui ho assistito quest'ultima settimana è follia. E io sono uno di quelli che già dalle scorse live parlava dello scandalo Barcellona, perché io non parlo solo dell'Inter, io voglio parlare a 365 gradi, a 360 gradi del calcio. Io voglio parlare del Barcellona, voglio parlare del Real Madrid, voglio parlare anche del Siviglia, perché per me non è normale che una squadra come il Siviglia, diciamo che piccola per quanto riguarda il mondo Spagna, abbia una tale difficoltà nel registrare giocatori per il campionato, mentre invece il Barcellona qui oggi ha il problema, domani si è inventata la soluzione per iscrivere i giocatori.